e non so se noi qui siamo per una mostra dove ci sono delle tavole illustrative, però siamo per una mostra che nasce per la pubblicazione di un libro, quindi abbiamo una grande fortuna perché oltre a poter esaminare il libro, vederlo e eventualmente anche di acquistarlo, abbiamo la fortuna di vedere le tavole preparatorie e anche di poter fare le nostre domande, di chiedere quanto ci incuriosisce allo stesso autore di queste tavole, che sarà presente anche nei prossimi giorni, perché la mostra rimarrà aperta, vi prego di dirlo ai vostri amici che possono essere interessati, dal 3 al 12, e qui Pietro sarà presente e quindi disponibile a rispondere a tutte le domande, sia di carattere culturale ma anche e soprattutto tecnico-artistico, ed è una bella occasione perché non capita spesso. Allora io dicevo, siamo qui per parlare di un libro e delle tavole illustrative che stavo per dire corredano, ma non è così, perché in realtà il libro su Venezia del Cinquecento è fatto dalle stesse tavole, poi è il frutto di una collaborazione con altri autori che hanno fatto le ricerche, che hanno scritto i testi che accompagnano, ma noi potremmo parlare di un libro speciale, non sono moltissimi, dove sono le immagini che conducono il filo del discorso e che consentono di dipanare e di seguire questo viaggio che ci viene suggerito dalla Venezia del Cinquecento. È un viaggio apparentemente ridotto, perché se si legge l'introduzione si scopre che si parla di una Venezia particolare, quella che va dal 1500 al 1515, ma in realtà, se poi dopo osserviamo con attenzione le tavole, sfogliamo il libro, ci accorgiamo che è una raffigurazione, una rappresentazione che va ben oltre questo arco di tempo. Tanto è vero che è chiaro anche in questa mostra, perché questa mostra incomincia qua alla mia destra con alcune tavole preparatorie, quindi c'è anche un discorso di impostazione del progetto, come nascono questi disegni, gira in questo senso e finisce alle vostre spalle con una Venezia attuale. Ma ripeto, lo scopo, l'obiettivo era quello di raffigurare la Venezia del Cinquecento. E naturalmente, siccome il libro poi non si limita alle illustrazioni, c'è una storia che viene narrata. Questa storia, che è il frutto di un discorso, di un incrocio, di un confronto fra gli autori che hanno scritto i testi, hanno sostituito le proposte di Pietro, è una storia che vede un ragazzino di 12 anni che si chiama Giacomo, che viene portato a Venezia, lì incontra altri ragazzini veneziani più o meno della sua età, e soprattutto, questa è l'intenzione, diciamo, della narrazione, e vengono accompagnati nel vedro delle calli, dei monumenti e soprattutto della storia di Venezia da una guida di eccezione che si chiama Fra Paolo. Sembrano nomi casuali, in realtà io non lo credo affatto, poi loro non lo richiamano, perché un ragazzino che va in giro, quindi che cammina per Venezia, si chiama Giacomo. Voi dovete sapere che Giacomo è il nome del santo famoso per i suoi pellegrinaggi, è il simbolo un po' del viaggiatore, e quindi il piccolo Giacomo, è un'invenzione narrativa, viene condotto da questo frate che si chiama Fra Paolo. Chi conosce un po' la storia di Venezia sa benissimo che c'è un Fra Paolino famosissimo, perché nel 1340 Fra Paolino, che è di Venezia, è il primo che disegna una pianta di Venezia, una pianta schematica ma che è seguitissima, è stata la base dalla quale poi si è sviluppata tutta la cartografia veneziana. Il testo di cui stiamo parlando nasce proprio da questa tradizione cartografica, perché l'argomento principale, il pretesto, possiamo dire, che muove tutti gli autori e anche la narrazione, è una famosissima veduta che tutti voi sicuramente conoscete, da quale avete sentito parlare, ed è la veduta di Jacopo de' Barbari. Questa veduta noi sappiamo che è stata pubblicata nel 1500 anno esatto, ed è la ragione per cui nell'introduzione leggiamo proprio questo inizio, no? Perché l'intento degli autori che accompagnano e che scrivono, che concepiscono questo libro per i ragazzi, in realtà aggiungo io, è un libro anche per adulti, è quello di partire dalla grande impresa messa in piedi da Jacopo de' Barbari
possiamo vedere la sua famosissima incisione dove si vede una veduta dall'alto di Venezia. Nei prossimi giorni posso portarne una riproduzione sufficientemente grande. Possiamo vedere, però c'è magari più ridotta, c'è anche nel libro. Ed è una veduta che celebra la grandezza della Venezia di quell'epoca, e in base a questo espediente narrativo il libro incomincia il percorso che questi ragazzi compiono all'interno della città. E Pietro, da abile disegnatore e anche conoscitore di Venezia, si confronta proprio con i De Barbari, che quando voi poi, magari avete già fatto, vedete queste vedute dall'alto, tutte quelle che inquadrano il tessuto urbano di Venezia, il riferimento è direttamente a questa operazione culturale straordinaria, perché il De Barbari a quell'epoca si servì di tantissimi aiutanti che salirono sul campanile. Una volta non c'era aereo, non c'era drone, non c'era nessuna possibilità del genere, salirono sui campanili sotto la regia del De Barbari. Adesso non voglio entrare nei dettagli tecnici, riuscirono a comporre questa veduta straordinaria di Venezia. Fin qui il pretesto, ma qui bisogna fare qualche osservazione, perché Pietro Ricca non si propone affatto di riprodurre il De Barbari, sarebbe un'operazione quantomeno banale. Pietro Ricca è affascinato dall'idea e soprattutto dal fatto che il De Barbari riesce a rappresentare Venezia nella sua infinita molteplicità, quindi locali, finestre, sottoporte, monumenti famosi, meno famosi, case di artigiani. La straordinaria bellezza di quella veduta è proprio il fatto che ci consente di abbracciare Venezia con un unico colpo d'occhio, ma se noi abbiamo tempo e se ci fermiamo possiamo entrare tra le calli, possiamo entrare nella piazzetta di San Marco, possiamo vedere Venezia com'era proprio nell'anno 1500. Ed è questo aspetto che ha attratto Pietro Ricca, perché quando raffigura la Venezia vista dall'alto, Ricca è attratto dal dedalo delle calli, dal labirinto di Venezia. Ma ripeto, siccome Ricca non copia, c'è una grande differenza, perché Pietro Ricca non ha al suo seguito delle persone che vanno per lui a vedere e studiare Venezia e gli riportano giustizia. Pietro Ricca si avvale di altri strumenti, va bene, ma soprattutto Pietro Ricca introduce nelle vedute di Venezia il colore, ed è un aspetto di non poco conto, perché se poi lo osserviamo bene queste vedute che voi vedete appese, soprattutto ripeto le vedute dall'alto di Venezia, vi accorgete che Pietro Ricca sembra quasi ignorare il chiaroscuro, le ombre. Lui riesce a darci l'effetto della tridimensionalità, l'effetto della Venezia concreta attraverso il gioco dei colori. I tetti sono sui toni dell'arancio eccetera, diventano più o meno scuri, e questo ci dà la possibilità di capire il solido che compone un'abitazione, un palazzo o un monumento. Ma Pietro Ricca, forse io non so se lui se ne rende conto, credo di sì, perché Pietro Ricca nasce come grafico, e dopo ci accusano sempre, no, quando facciamo la storia, la critica, no? Diciamo delle cose che gli altri autori non pensano. Però la storia dell'arte è così. A volte quando noi vediamo le immagini ci vediamo delle cose che non appartengono più all'artista. Questa è la potenza dell'immagine, cioè che oltre a venire da qualcosa che parte dall'interno, dal cuore, dalla mente dell'artista, poi sprigiona tante possibilità di evocazioni, no? Bene, io quando guardo queste vedute colorate di Pietro Ricca non posso far a meno di pensare, proprio per questi pezzi, questi frammenti di colore che si uniscono tra di loro, a una sorta di mosaico. È un mosaico tridimensionale dove le cose ci vengono avanti e vanno indietro, però è un mosaico. È qualche cosa che mi porta non solo a guardare l'insieme, ma come nel De Barbari mi porta a guardare nel dettaglio.
quello che disegna e che colora Pietro Ricca è qualche cosa che mi catapulta all'interno dell'oggetto di Venezia, all'interno della complessità di Venezia. E qui c'è un pericolo, ma è un pericolo affascinante, è talmente dettagliata la descrizione che io posso ammirare in queste tavole che rischio di rimanerci imprigionato. Cioè Pietro Ricca costruisce dei microcosmi, li mette insieme, ci forma Venezia, ma sono talmente dettagliati, talmente studiati, va bene, che se io lo seguo, magari anche armato di lente di ingrandimento, rischio di rimanere lì e di non uscire più, ma nel senso della bellezza, della illusione che mi creano questi disegni. E quindi questo, posso dire, è il frutto di una grandissima fantasia, di una grandissima inventiva. Per questo ho voluto rimarcare che non c'è una ripetizione o una semplice riproposizione del debatto. Ho voluto rimarcare questo aspetto di Pietro e del suo modo di ricercare. È un modo di ricercare che si riflette anche nel lavoro. Io so da lui che spesso si perde lui stesso nei suoi lavori, che è capace di stare ore e ore e ore. E qui non stiamo parlando solamente del segno, del lavoro grafico che uno deve necessariamente compiere per arrivare a questi risultati, ma stiamo parlando di un lavoro di una vita, che potete vedere anche i suoi lavori, che sono alle mie spalle, quanti di là dedicati a Venezia, ma tutta la vita non si occupa solo di Venezia. Sono lavori che comportano uno studio costante. Le tavole che voi vedete sono il frutto di una cultura figurativa immensa, coltivata, stratificata in decine e decine di anni di libri sfogliati, di manifesti. Pietro Ricca è un noto collezionista di manifesto, e di un lavoro continuo, perché una caratteristica degli artisti è quella di vivere delle immagini. Cioè, noi magari possiamo leggere i libri, eccetera, guardiamo i testi scritti, ma l'artista vive di immagini. A volte poi magari se le dimentica, però rimangono dentro, riemergono fuori a seconda dei lavori, vengono trasformati. Ecco. Naturalmente, quindi arrivo alla conclusione, per scrivere Venezia nel Cinquecento è un'impresa titanica, dico impossibile, no? E Pietro ha dovuto fare delle scelte, sono scelte che comunque mantengono una panoramica, potrei dire enciclopedica. Io adesso non voglio citarvi tutti i capitoli del libro, ma si spazia dai monumenti alla vita istituzionale, al tessuto edilizio, alle tradizioni, eccetera, eccetera. Però c'è qualche cosa che ha particolarmente affascinato, un argomento che ha particolarmente affascinato Pietro, e che è quello del mestiere. Il fascino dei mestieri veneziani, dei mestieri antichi, soprattutto degli inizi del Cinquecento, è quello che ha ipnotizzato lo sguardo e la ricerca critica. Ed sono le altre tavole che voi vedete. Ci sono delle tavole straordinarie, come per esempio si vede la bottega del vetraio, si vede la bottega dello stampatore, si vede, non poteva mancare, la bottega del pittore, che è poi tra l'altro quella di Carpaccio, che è un pittore che vive proprio in quegli anni che abbiamo detto, all'inizio del Cinquecento, va bene? E qualcuno potrebbe dire, ma insomma, è tutto descrittivo. No, e qui c'è l'altra qualità che mi piace tantissimo di Pietro. Pietro non descrive, ma non descrive, perché se voi avete tempo, magari per fermarvi su una tavola piuttosto che su un'altra, poi magari ritornate, scoprite che nelle sue tavole c'è sempre qualcosa di inaspettato. Là c'è una tavola, per esempio, sul ponte di Rialto. Allora, intanto il ponte di Rialto all'inizio del Cinquecento non era quello che vediamo adesso, era quello di legno che si vede nei dipinti del Carpaccio, con il ponte levatoio al centro che si apre e si chiude per far passare le navi. Poi guardate, osservate attentamente, vi accorgete che dietro il ponte di Rialto c'è il fondaco dai tedeschi, per chi conosce Venezia, dove c'erano le coste, e ci sono impalcature sulle pareti esterne, perché noi sappiamo che in quel periodo il fondaco degli tedeschi è stato affrescato
da Giorgione e dal giovane Tiziano, va bene? Ma la cosa più divertente è che lungo il Canale Grande, a ridosso del ponte di Rialto, si vede una barchetta con il Doge, va bene? E il Doge, vestito di tutto il punto, che si conosce dai suoi abiti cerimoniali, è lì in piedi che guarda il ponte vecchio, ma c'è qualcuno, probabilmente un architetto, qualche proto, qualche aiutante della Serenissima Repubblica, che gli mostra un progetto, un disegno. E se voi osservate attentamente, è veramente piccolo, ma si vede molto bene, non è il ponte che stanno guardando, è il ponte di Rialto che lo studieranno alla fine del 500. No? Che cos'è? È un errore? Ma assolutamente no, questo si chiama licenza. No? Cioè l'illustratore che conosce la storia di Venezia, disegna in maniera fedele quel ponte che è ripreso dalle riproduzioni dei Bellini che noi conosciamo, lo viene anche di Salpare e Carpaccio, e però ci aggiunge questo dettaglio, cioè di quello che sarà il ponte, delle vicende che seguiranno la costruzione del nuovo ponte. Per non parlare poi di altre tavole dove si vede l'arsenale, la concitazione dell'arsenale, oppure un'altra tavola che mi ha affascinato moltissimo è quella del campo di Santi Giovanni e Paolo, per intenderci, quello dove adesso c'è l'ospedale civile. Lì c'è un via vai, una miriade di personaggi che vanno, vengono, sono gli operai che stanno allestendo gli ultimi dettagli della facciata del portale che è stato costruito in quell'epoca, e però se voi osservate tra le persone, tra la congerie di donne, di uomini veneziani che vanno e vengono, c'è un ragazzino che sta facendo l'equilibrista sopra il fusto di una colonna, no? Questa è l'invenzione, no? Ed è l'invenzione affascinante che ci porta dentro il dipinto. È la Venezia del 500? No, quella lì è la Venezia del 500 di Friedrich, che è un'altra cosa, perché questo è un libro di storia, senz'altro, perché è documentato oltremodo, ma è anche un libro, possiamo dirlo, di fantasia, perché Friedrich è un artista. Friedrich nasce come grafico, siamo stati colleghi, ma insomma Friedrich ha insegnato al vecchio istituto d'arte, progettazione grafica, adesso non mi ricordo tutta la direzione della disciplina, no? E si sente molto il legame che Ricca ha avuto con la pubblicità, con la grafica pubblicitaria e anche e soprattutto con le tecniche artistiche, perché voi qui vedete in prevalenza mi pare di vedere al volo, sono tutti acquerelli, no? Però Ricca è uno che disegna intanto, disegna a china, ma usa tante tecniche, perché è quello che poi tra l'altro nel passato si insegnava a scuola. Non voglio entrare in polemica, però ecco, questa frequentazione, questo impegno anche nella scuola ha portato poi Pietro a coltivare queste tecniche. Ce ne sono tante altre, adesso io qui non mi voglio dedicare. È un viaggio straordinario, il gruppo di ragazzini finisce ammaliato dalle cose che apprendono grazie alla guida di Fra Paolo, e poi c'è il commiato e si salutano, si riscopre che il nostro Giacomo torna a Mestre, perché è un mestrino. E quindi noi non abbiamo fatto altro che fare quello che Giacomo ha già compiuto, cioè siamo tornati a Mestre a vedere Venezia. Grazie.